Cara Sabina, oggi Grande Lollo! un bel modo di iniziare l'intervista, posso dire, in maniera comica, come è tipico di Sabina Perez. Allora, Sabina, a parte gli scherzi, oggi sei ritornata in campo dopo tantissimi mesi e hai giocato una prima vera e propria partita. E avete portato a casa questa vittoria per 3-1 e posso dirti, a livello morale, sei probabilmente tu la migliore in campo oggi. Grazie mille. Cosa hai da dire su questa prima partita al ritorno da questo brutto infortunio? Esatto, per me è stata la prima partita e ovviamente avevo tutta l'energia che non potevo scaricare prima. No, volevo far bene e è molto importante anche per me quando entro che gioco bene, diciamo. Allora, centrale è un altro ruolo che devo giocare. Esatto, stavo proprio per dirti. Praticamente tu ti sei trovata nel ruolo inedito da opposto a fare il centrale, però posso anche dirti, tu in un'intervista doppia mi hai raccontato che il tuo fondamentale preferito era proprio il muro. Quello è vero. Quindi nel momento in cui Luca ha visto che tu avevi le chance per ritornare a giocare, ti ha sfruttato proprio in un ruolo dove il tuo fondamentale era proprio quello che ci serviva. Sì, esatto, l'attacco non è che era il punto principale che dovevo fare, era il muro e mi è piaciuto sempre e mi gasa un sacco quando faccio i muri e niente, li voglio togliere la palla, diciamo. Hai fatto comunque un grandissimo break durante il quarto set, addirittura hai firmato 3 ace nel giro di quanto? Forse 7 palloni, quindi hai fatto una grande azione prima nei primi giri ho sbagliato quasi sempre, quindi mi ha dato fastidio e ovviamente voglio battere bene e cercate, è andata bene, dai. Allora, ultima domanda perché vedo che c'è una Jessie che ti sta braccando. Grande Jay. Avete chiuso la regular season al secondo posto, allora ti vorrei chiedere prima le tue impressioni su queste 10 partite che avete disputato e poi cosa ti aspetti soprattutto il 15 maggio quando andrete a affrontare Verona? Allora, io di queste 10 partite non ho giocata neanche una, quindi su questa. Sì, no, su quello mi dispiace un po' e faccio un po' fatica a dare il mio parere, diciamo, perché io li vivo quando sono dentro e faccio il tifo da fuori, però li vivo quando sono dentro, diciamo. E poi adesso siamo seconde e speriamo di poter far bene anche nelle playoff e andiamo finché riusciamo. Però intanto possiamo dire che il primo obiettivo stagionale l'avete acciuffato. Esatto, siamo contenti. E siete arrivati secondi solo dietro al momento alla forza della natura e della Nardi. Esatto. Bene, grazie Sabina, in bocca al lupo. Lollo, grazie mille. Sì? Devo salutarla? Grazie mille, saluto! Forza Volano!